eravamo a letto con mia moglie, a un certo momento sento un rumore e noi avevamo chiuso tutte le porte interne e ci siamo alzati, aperta una porta, aperta l'altra, la terza porta, sentiamo scappare via della gente e sono entrati solo là, insomma, in quella stanza là. Boom di furti in casa a San Giacomo di Veglia, una frazione di Vittorio Veneto. 2 volte in 4 giorni i ladri tornano a terrorizzare i residenti del residence Sant'Antonio di via Volturno. Stanotte al minimo rumore, stanotte bisogna alzarsi sempre, ogni notte, non c'è niente da fare. Qua non si vive più, qua non si vive più. Più di stare attenti, un po' di guardia, un po' le luci aperte, ma sai, c'è sempre quel non so che ti frena. Anche ieri sera mia moglie doveva andare fuori con le sue amiche, siamo stati a casa. Nel palazzo i delinquenti si sono arrampicati sui tubi sottili del gas per raggiungere i vari piani. Si ipotizza siano giovani e con alte abilità acrobatiche. Non è solo qua, sono stati anche vicino alla Sica, via i Marmi, gira un po' dappertutto. Infatti, oltre via Volturno, i ladri hanno messo a segno altri colpi nelle vie circostanti, prendendo di mira interi quartieri. L'orario prediletto va dalle 19 alle 22 massimo e spesso sono molto agili nell'intrufolarsi e fuggire via. Fanno dei passaggi durante il giorno e poi alla sera succede quello che succede. Avete paura di questa situazione? Stiamo chiusi in casa, sì, non apriamo a nessuno.